amici, ben ritrovati, nuova puntata di Eventi del Territorio. Quest'oggi ritorniamo a Maser. Siamo in compagnia di Claudio Reginato, il nostro carissimo amico del Comitato Festeggiamenti. Ben ritrovato Claudio, si riparte alla grande con 3 weekend ricchi di eventi. Sì, hai detto benissimo. Siamo partiti ieri sera con la famiglia alpina, è stato un successone. Gli alpini portano sempre gioia e quindi è stata una bella serata, dai. Finalmente sembra che la pandemia sia già dimenticata, nonostante ancora dei contagi un po' dappertutto ci sono, ma fortunatamente si tratta di un'influenza. Siamo qui a Madonna della Salute, una delle 4 frazioni del comune di Maser, l'unica frazione interamente pianeggiante, piccolina ma molto attiva. Mi dicevi anche tanta promozione di prodotti DOP e a chilometro zero del territorio di Maser. Esatto, noi siamo fautori ce l'abbiamo dentro questa situazione e vogliamo promuovere il nostro territorio con i prodotti, quindi dalle soppresse alla saccol, alla pancetta, poi anche le carni sono qui delle ditte nostre e quindi avanti con questa promozione, far conoscere alla gente che non serve andare a comprare lontano, ma abbiamo tutto, dal radicchio a tutta l'insalata e tutte queste cose. Claudio, una cosa che ho visto entrando in questo capannone, tanti giovani leve, cioè è una cosa stupenda che riusciate ad avvicinare tanti giovani. Guarda, non sembra luogo comune, nel senso di dire sì, abbiamo tanti giovani. Noi si parla di ecosostenibilità, noi abbiamo la giovane sostenibilità, quindi è quello che ci dà forza e non è un modo di dire che ci sono i giovani, basta guardarsi attorno. Come vedete anche i bar del Sapori, la cantina, sono gestite tutte dai giovani di Madonna della Salute e anche da fuori, nel senso fuori gente che arriva un po' amici. Però è una felicità immensa vederli, è una bella cosa, anche una speranza per il futuro. Io dico sempre che i comitati festeggiamenti del comune di Maser e la Proloco di Maser sono il braccio operativo dell'amministrazione per quanto riguarda la promozione del territorio. Stasera siamo qui a Madonna della Salute, come dicevo, e qui il comitato festeggiamenti sta davvero valorizzando le tradizioni, i piatti tradizionali e anche i nostri prodotti tipici, come qui ricordo parecchi anni fa ormai è nato il primo concorso dell'olio di Maser e sappiamo che anche l'anno scorso al concorso regionale della soppressa una piccola azienda, una PPL, Piccole Produzioni Locali di Madonna Salute, ha vinto anche il premio regionale miglior soppressa del Veneto. No, non ci sono parole, le solite cose, venite, noi vi diciamo venite e fate un passaggio, basta venire dentro e capirete che l'atmosfera che si respira qua dentro ha qualcosa di buono e di sano, quindi fate un salto, passate di qua e un'ombra c'è sempre da bere assieme. Grazie. Quindi io faccio un invito davvero a tutti di venirci a trovare Maser, che c'è tanta roba. Abbiamo le nostre colline, abbiamo i nostri prodotti, abbiamo le nostre sagre, in particolare ora la sagra di Madonna della Salute col patrono che festeggeremo lunedì 21 di novembre.
e abbiamo anche tanta arte e cultura, tra cui la Villa di Maser, per la quale Maser è conosciuto in tutto il mondo, e infine il nostro prodotto d'eccellenza, perché la ciliegia piace davvero a tutti. A maggio speriamo davvero che sia l'annata buona, perché o per la pandemia prima o per la grandinata quest'anno purtroppo la produzione è stata davvero scarsa. Quindi vi aspettiamo intanto il prossimo weekend qui a Madonna della Salute, poi come diceva appunto a Maser, località Muliparte, per la 40ª mostra dei vini, e poi vi invito anche domenica 27 novembre e domenica 4 dicembre a visitare il nostro territorio, perché avremo anche le aziende produttrici di olio aperte, quindi l'iniziativa Oliveti Aperti, e anche ristoranti a disposizione e cantine. Veniteci a trovare, vi aspettiamo. Una piccola cosa, Prego. vorrei ringraziare, perché i giovani ci sono sempre i giovani da menzionare, però ci sono anche gli anziani, il gruppo più vecchio, diciamo, i pensionati. Le colonne portanti. Le colonne portanti ci sono sempre e i giovani sono fortunati, finché ci siamo non abbiamo paura di nessuno. Yeah.